Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Quello alle porte sarà un Natale in tono minore per i friulani a causa della difficile situazione economica generale. Una persona su 4 non farà regali, mentre la spesa media sarà di 150 euro a testa. I prodotti enogastronomici saranno i più acquistati. Dati questi emersi da un'indagine di Format Research per l'ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. I friulani continueranno a fare gli acquisti per i regali di Natale, così come del resto l'hanno sempre fatti. Oltre il 75% acquisterà un dono, prodotti enogastronomici, giocattoli per i propri figli, per i propri genitori, per i propri partner, però oltre l'84% circa dei friulani ritiene che anche il Natale del 2022 sarà un Natale in qualche modo vissuto in maniera dimessa da parte degli italiani. Perché? Perché in qualche modo l'incertezza del momento, l'aumento dell'inflazione, la guerra in qualche modo abbassano quelle che sono le aspettative dei consumatori verso il Natale e quello che potrebbe significare. Insomma, dopo 2 anni di pandemia avremmo potuto aspettarci un Natale diverso, così non è. Non sta venendo meno la fiducia, ma certamente le aspettative dei consumatori friulani si sono abbassate. Vediamo anche qual è il budget di spesa che hanno i friulani per questo Natale e quali sono i canali che utilizzeranno in maniera particolare per fare acquisti. Allora, il budget di spesa, diciamo, a persona è 154-160 euro. Vediamo che la maggior parte dei friulani, il 95%, spenderà fino a 300 euro per i regali. La parte restante spenderà ancora di più. Si spenderà un po' meno rispetto agli anni passati, però quantomeno si spenderà, questa è una buona notizia. C'è un recupero dell'utilizzo dei negozi di prossimità per acquistare i regali dei quali si ha bisogno, questa è sicuramente una buona notizia. Si acquisterà presso le catene della grande distribuzione, si acquisterà moltissimo anche su internet, dove magari non si spenderà come presso i negozi di prossimità, però si acquisterà moltissimo anche su internet. Cambiamo argomento. Centinaia di migranti giunti in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica vengono lasciati all'addiaccio nel freddo dell'inverno. Sono esclusi da ogni tipo di accoglienza pubblica ed affidati esclusivamente agli interventi di enti caritativi, associazioni della società civile e del volontariato di strada. A denunciarlo sono la Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia e il centro di accoglienza Ernesto Balducci. Le due realtà evidenziano come le responsabilità delle istituzioni locali che dicono, nonostante l'intensificarsi degli arrivi e l'assenza di significativi ricollocamenti dei migranti in altre regioni, non predispongono misure di prima accoglienza. Venendo meno, precisano ancora, i vincoli del proprio mandato e al dovere di prestare soccorso a esseri umani in condizioni di estremo bisogno in presenza di condizioni climatiche molto disagiate. La rete DASI e il centro di accoglienza Balducci ribadiscono poi la totale illegittimità delle riammissioni informali dei migranti alla frontiera tra Italia e Slovenia, reattivate, precisano in una nota, dopo la direttiva ministeriale del 28 novembre e le dichiarazioni del sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, sebbene nel gennaio 2021 il Tribunale di Roma le avesse bloccate, dichiarandole lesive della legislazione italiana ed europea in materia di diritto d'asilo. Temi questi che saranno oggetto di una conferenza stampa convocata per sabato mattina al centro Balducci di Zugliano. Il 14 dicembre del 2021, esattamente un anno fa, Liliana Resinovic uscì dalla sua casa di Trieste dove non fece più ritorno. Il suo corpo sarebbe poi stato ritrovato il 5 gennaio in un boschetto poco distante dalla sua abitazione, un giallo i cui contorni devono ancora essere chiariti. La tesi più accreditata al momento è quella del suicidio per asfissia. È passato un anno da quel 14 dicembre del 2021 quando Liliana Resinovic intorno alle 9 del mattino ha lasciato casa sua per non farvi più ritorno. Il corpo della donna verrà ritrovato il 5 gennaio nell'ex parco dell'OPP, poco lontano, in linea d'aria da Via Verrocchio, dove viveva con il marito Sebastiano, a lungo interrogato insieme a Claudio Sterpin, una dolce amicizia. Una storia che, complici anche i media nazionali che si occupano della nera alla ricerca costante di omicidi in un paese dove nel 2021 di delitti se ne sono registrati 303, di cui 139 in famiglia. Alla fine è solo un dramma della solitudine. Il quadro è sempre stato abbastanza chiaro agli inquirenti della squadra mobile della Questura di Trieste e alla procura diretta da Antonio De Nicolo, dove si è iniziato a parlare di suicidio fin dalle prime settimane dopo il ritrovamento del corpo, che non presentava nessun segno di colluttazione, aggressione
aggressione o violenza. Niente droghe o alcol, niente che accreditasse anche un minimo dettaglio per cercare un colpevole. Restano da chiarire alcuni aspetti sul come il corpo si sia conservato così a lungo e se in effetti il decesso, come ipotizzato, sia avvenuto entro 48 ore dal ritrovamento. Sabato la prefettura di Udine aprirà le porte ai cittadini con una festa particolare. Ospiti saranno le associazioni del territorio che presenteranno le proprie iniziative insieme alla banda della Brigata Alpina Giulia che arriverà in prefettura sfilando dalla sua caserma. Signor Prefetto, di fatto quella di sabato sarà una prima prova di quello che deve essere il futuro della Prefettura, cioè uno spazio aperto alla cittadinanza e alle associazioni. Sì, è il nostro auspicio, sono prove tecniche di trasmissione, dico io, perché comunque è sabato, anche se le condizioni meteorologiche sono un po' avverse, però grazie anche al contributo degli alpini e dell'ANA che ci darà un riparo alla Brigata Giulia e alla Corale del Percoto, faremo un primo tentativo per rendere attrattivo sempre, e questo è il messaggio che abbiamo anche condiviso col Comune di Udine, questo luogo, sia all'interno ma soprattutto all'esterno, quindi prospettiva, insomma, con la bella stagione che diventi attrattivo e un contenitore per tante iniziative più o meno simili a questa di sabato pomeriggio. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in tema di Natale. Inaugurato il 27 novembre, il presepe di mosaico allestito in piazza Duomo a Spilimbergo è già stato visitato da 5.000 persone. Si tratta di una rappresentazione della Natività unica nel suo genere al mondo e composta da figure a grandezza naturale rivestite su entrambi i lati dallo splendore di ori e smalti di vetro colorati. Ogni anno il presepe si ingrandisce grazie alla realizzazione di nuove figure. Quest'anno sono 30. La Natività di Spilimbergo è un progetto che si sviluppa secondo i canoni dell'arte del mosaico. Vengono sviluppati i bozzetti e preparati i cartoni esecutivi, quindi vengono scelti i materiali e ci si ingegna a trovare le soluzioni tecniche e tecnologiche che consentano di raggiungere il risultato. Il presepe di mosaico, fa sapere Alessandro Serena, presidente dell'Associazione Cultura Imago Musiva, è stato concepito come un dono per tutti e un patrimonio per la comunità. Mostra una tradizione, una cultura di valori ancora più alti nella combinazione di significati e poesia. Mostrare un mosaico ben fatto attrae, aggiunge Serena, affascina, educa, crea prospettive e sappiamo quanto bisogno ci sia di bellezza, quanta fame di offerta turistica, quanta necessità di educazione al bello serva. Il presepe sarà visitabile fino al 5 febbraio. Un mezzo di trasporto per persone diversamente abili e anziani è stato consegnato al Comune di Sacile attraverso i progetti del Cuore, grazie a una raccolta di fondi di associazioni e aziende del territorio. I progetti del Cuore fanno bene a Sacile. Grazie a una raccolta fondi di associazioni di volontariato e aziende del territorio è stato donato un mezzo al Comune per il trasporto di persone diversamente abili e anziani, dato in comodato gratuito all'Auser. Un'iniziativa che permetterà all'amministrazione di garantire per il prossimo biennio il trasporto sociale locale. Questo mezzo sarà a disposizione attraverso i volontari dell'Auser delle persone che hanno necessità di recarsi in centro semplicemente per delle commissioni, per venire al mercato anche del martedì, e per portare anche le spese a casa di chi lo richiederà, delle persone naturalmente in difficoltà. Un passo importante di solidarietà, di generosità, che è un grande lavoro di squadra che unisce tante persone in modo da essere davvero di aiuto a chi ne ha bisogno. Nell'occasione è stato consegnato un attestato di ringraziamento a quanti hanno contribuito all'iniziativa. Ma c'è di più, i sostenitori hanno consegnato al sindaco, l'assessore alle politiche sociali Antonella Baldo, un assegno di 3.000 euro che potrà coprire parte delle spese per sostenere il servizio. A conclusione delle manifestazioni per i 30 anni del Folk Club Buttrio, appuntamento all'Auditorium Zanon di Udine con la serata Guinness Irish Christmas Festival con alcuni degli artisti più interessanti della tradizione irlandese. Vediamo. Il Folk Club, associazione culturale di Buttrio, dopo i rinvii dovuti alla pandemia, ha finalmente potuto celebrare i propri 30 anni di attività musicale con il concerto tenuto all'Auditorium Zanon di Udine, con ospiti 3 formazioni arrivate dall'Irlanda per il Guinness Irish Christmas Festival, un evento abbinato al 25ennale di tour natalizio europeo con i Big del Gospel, con sottotitolo The Wild Atlantic Way, riferito ad alcuni dei protagonisti che vi hanno preso parte
con successo su entrambe le sponde dell'Atlantico, quale riscossa per gli eredi della Great Famine, la grande carestia di patate che li costrinse ad emigrare negli Stati Uniti fra il 1845 ed il 1849. Un appuntamento ricambiato da calorosi applausi del pubblico accorso allo Zanon per un evento con cast speciali aperto da due giovanissimi campioni d'Irlanda, la nuova regina della fisarmonica a fila singola Emma Corbett in tournée con il giovane re del banjo Thomas Haven e Brendan Sioai, ballerino di Shine Nos, il ballo tradizionale irlandese. A seguire 3 figure luminose del folk di quel paese, i fratelli Diarmy Moynihan all'Ulien pipe e flauti, Tirdi Moynihan alla voce e violino e Doncha Moynihan alla chitarra, creatori di uno stile completamente nuovo nella metà degli anni 90 con la band Calico. Con composizioni sapientemente arrangiate della tradizione irlandese e bretone, sono stati la punta di diamante dell'innovazione folk ed oggi, dopo 20 anni, si sono riformati come The Moynihans. Terza parte di concerto con ospite d'eccezione il violinista Kevin Burke, già negli anni 70-80 componente di band mitiche come la Patrick Street e la Booty Band, nonché partner di Christy Moore ed il trio di Al, con John Doyle alla chitarra, per anni leader dei Solas e della band di Joan Baez, Niuala Kennedy alla voce e buzuki ed Imeno Ririli alla chitarra. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. A seguire vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.